È un momento veramente difficile che prevede anche l'assunzione di una responsabilità importante in questi termini e che sento diciamo, sulle spalle in previsione di quelli che saranno diciamo, gli obiettivi e i punti dei prossimi lavori. Massimiliano Schiavon, 52enne albergatore per tradizione familiare, è il nuovo presidente di Federalberghi Veneto. Un compito difficile quello che dovrà affrontare con il settore che è stato tra i più colpiti dalla pandemia. Fin da subito credo sarà importante, una volta messe in sicurezza le aziende, affrontare la fase anche un po' della ristrutturazione della nostra offerta, nella consapevolezza che quello che troveremo al termine di questo Covid-19 sarà un mondo completamente cambiato e diverso. E per fare questo sarà necessario mettere in campo delle azioni fin da subito per cercare di sostenere le aziende a riprogettare i propri spazi se necessario e a cercare di ristrutturare il proprio prodotto in modo da essere pronti nella sfida internazionale. Su questo credo che un ruolo importante, strategico e fondamentale lo ricoprirà la pianificazione per la progettualità dei fondi europei previsti 2021-2027 destinati al nostro comparto. La sfida per Schiavon sarà quella di fare del Veneto l'esempio per la ripartenza del settore, guardando a un nuovo rilancio e al mercato internazionale. Inizia una nuova sfida che è quella appunto di riuscire a reperire le risorse necessarie che arriveranno necessariamente attraverso i fondi europei su tutto il nostro territorio, riuscire a intercettarle e calarle adeguatamente su quello che è il nostro comparto. Noi auspichiamo di poter presto dialogare con il Ministero per portare quelle che sono le nostre diciamo, esigenze, le nostre istanze e soprattutto per riportare di nuovo al centro quello che è il comparto alberghiero, che oggi è il fiore all'occhiello non solo della Regione Veneto ma anche di tutto il territorio nazionale